settimana fa la mattanza di Parigi, oggi ancora i terroristi al lavoro, purtroppo in Mali, altri 27 morti. Hollande e Putin intanto bombardano le roccaforti dello Stato islamico, l'Europa cerca di trovare un accordo, una strategia comune, l'Occidente però scopre forse di avere, e senza forse, la coscienza sporca. Chi è che sostiene finanziariamente i terroristi dello Stato islamico? Chi vende loro le armi? È una vera guerra di religione oppure no? Chi è che ha dichiarato guerra e a chi lo ha dichiarato? Di questo parliamo stasera a TV7 Match. Buonasera a tutti quanti voi che siete a casa. Vi ricordo che potete intervenire telefonicamente, vedete i numeri in sovraimpressione, potete inviare i vostri SMS e partecipare a questa nostra trasmissione che si occupa appunto di terrorismo, ancora di terrorismo. È stata una settimana sicuramente intensa, la cronaca ha costantemente presentato dei fatti drammatici nuovi. Ne parliamo stasera, gli ospiti in studio come sempre. Allora, iniziamo alla mia sinistra, Silvano Filippi, segretario regionale del SIULP del Veneto, buonasera. Buonasera. Al suo fianco Shorsz Surme, giornalista curdo, buonasera Shorsz, grazie di essere tornato qua nei nostri studi. Al suo fianco Albino Bizzotto, dei Beati Costruttori di Pace. Don Albino, buonasera. Buonasera. Buonasera al nostro editore, Buonasera. Ermanno Casen. Buonasera a Gianluca Salviato, oggi è disoccupato, era un tecnico, lavorava in Libia, è stato sequestrato, è rimasto per 8 mesi nelle mani dei rapitori, dei miliziani salafiti, poi è stato liberato giusto un anno fa e oggi, questa sera, ci racconterà quello che è stato il suo incubo che le ha cambiato la vita. Buonasera, grazie Buonasera di essere a qua. tutti. Matteo Scialpi, buonasera, un collega, un fotoreporter di guerra, Afghanistan, Libano, oggi producer televisivo, produttore televisivo, giusto e corretto. Grazie anche a te di essere qua. Parleremo anche dell'informazione, di come vengono date le notizie, se vengono date correttamente, anche questa informazione che è rimasta latitante per tanto tempo, soprattutto su quelle che erano e che sono state le responsabilità dell'Occidente in tutto questo, quello che abbiamo creato in questi 15 anni di guerra per la democrazia e quant'altro. Poi avremo in collegamento Skype da Parigi un fotografo, Stefano Fogato, vive a Parigi ormai dal 1991, ci racconterà che clima si sta vivendo nella capitale della Francia colpita dai terroristi. Silvano Filippi, allora abbiamo assistito, e le vediamo in televisione costantemente, le immagini della gendarmerie francese, i corpi speciali che intervengono, però molti si sono domandati, ma è possibile che si siano accorti solo dopo di quello che avevano in casa? Sì, l'impressione è quella che qualcuno si sia rilassato in un modo non propriamente giustificabile, soprattutto perché quel qualcuno era anche il responsabile un pochino di questa situazione di turbative geopolitiche a livello mediterraneo e anche nel Medio Oriente, che in qualche maniera avrebbero giustificato una soglia di allerta, di attenzione, azioni di intelligence un attimino più permeanti, ecco. E invece ci si è limitati a commettere lo stesso errore che in qualche modo stiamo commettendo noi in Italia, cioè a fronteggiare questa nuova minaccia con delle tecniche che fanno riferimento a degli schemi passati. Una volta il terrorista badava alla propria incolumità, oggi il terrorista mette nel conto che lui andrà a sacrificarsi. Noi presidiamo gli obiettivi fissi e loro ti dimostrano che vanno a colpire i centri della quotidianità, che non sono quelli che vengono definiti obiettivi sensibili. Ecco. Detto questo, credo che forse debba essere mandato a chi ci ascolta un messaggio, non dico rassicurante, ma un messaggio in qualche maniera di pacatezza, perché io non ritengo che la situazione rasenti la sorta del dramma che in qualche maniera così viene malcelata o forse viene enfatizzata nelle notizie che vengono trasmesse alla popolazione. Certo. Poi magari spiegherò un attimino. Certo. Sì, come no, scherzo. Shorsz Surme, lo Stato islamico, chi sono? Come sono nati?
Guarda, siccome questi giorni se ne parla Però sono di un'eredità tutto di e di più. Al-Qaeda, è qualcosa che... Ma guarda, l'ISIS, lo Stato islamico, è nato da un anno e 2 mesi in pratica, perché è stato dichiarato esattamente 6 giugno di 2014, nel 2014. Fra l'altro io, guarda caso, ero proprio in Kurdistan in quel momento, quando hanno dichiarato lo Stato islamico. Lo Stato islamico in pratica nasce dalla turbativa, dal conflitto perenne dopo 1400 anni tra sciiti e sunniti. Il fatto è che i sunniti in pratica durante il regime di Saddam avevano il potere in Iraq e sfruttavano, reprimevano la comunità sciita. Quando Saddam caduto, sono arrivati i sciiti al governo, hanno applicato la stessa cosa, la stessa politica che aveva fatto Saddam i sunniti nei confronti di sciiti. E questo cosa ha fatto? Questo in pratica gli americani, che dovevano, perché credo che il fatto di far cadere Saddam era un diritto sacrosanto, perché solo gli iracheni, i popoli dell'Iraq sanno quello che aveva combinato questo individuo, perciò credo che era il momento di defenestrarlo. Solo che sono arrivati senza un programma e se ne sono andati senza un programma e hanno lasciato l'Iraq al proprio destino, che 12 anni a distanza della caduta di Saddam, l'Iraq quasi inesistente, è nelle mani di un governo fantoccio sciita filo-iraniano, e tutti gli ordini arrivano dagli ayatollah dell'Iran al governo iracheno, e nonostante che gli iracheni si siano sacrificati per cambiare la Costituzione, la nuova Costituzione che dava una forma di una nuova democrazia, una Costituzione democratica, uno Stato federale dall'Iraq che poteva garantire il diritto di tutte le minoranze che ci sono in Iraq, perché l'Iraq è di per sé un mosaico di religioni, certo, e delle etnie. Il fatto è che allora lì è nato proprio il malcontento dei sunniti, e infatti allora Al-Qaeda già era in opera, perché già era successo l'11 settembre. Perciò in Iraq c'era il famoso Abu Musab al-Zarqawi, che era un personaggio giordano, che era un ramo di Al-Qaeda in Iraq. E lì in pratica, anche in quel caso, gli americani non è che avessero fatto chissà cosa. Mi ricordo il generale Petraeus creò un gruppo dei sunniti, che furono chiamati Sahwa, che erano dei mercenari, per contrastare questi pagando. Solo che questo sicuramente non è andato in porto. Dopo la morte di Zarqawi e c'era questo Abu Bakr al-Baghdadi, e che lì in pratica hanno cominciato a raggrupparsi, hanno cominciato a fare i rami dell'organizzare, e erano molte organizzazioni, finché non è successo quello che è successo in Siria. Lì in pratica hanno trovato terra fertile, trasferendo in Siria, e tutto quello che vediamo adesso, perché se chi come me e tanti altri chiedevano 3 anni fa un intervento della comunità internazionale per placare quello che stava succedendo in Siria, l'ISIS non sarebbe nato. Certo. Gianluca Salviato, che cosa ha rappresentato per lei l'attacco terroristico di Parigi? E anche sentire ad esempio anche la cronaca di oggi, ricordiamoci, perché... Guardi, io avendo vissuto il rapimento, avendo conosciuto anche le persone che mi hanno rapito e che tipo di persone sono, quando c'è stato l'attacco il 13, io stavo guardando la TV la sera, stavo andando a letto, poi ho girato sulle news e ho visto tutta questa confusione, sono rimasto un attimo a bocca aperta. Sono tutti comunque nati qui. Certo, sono i terroristi, in Europa, tutti in quanti Francia, avevano in Belgio, passaporto in francese. Italia, certo. avevano tutti passaporto francese. Alcuni sono andati in Siria ad addestrarsi, altri si saranno di sicuro addestrati o preparati qui. Non ce l'aspettavamo, secondo me, una cosa così cruenta, perché l'attentato tipo quello del supermercato Kasher
certo, o qualche giorno quello dopo. del giornale satirico. Dopo, certo, qualche giorno dopo appunto quell'attacco a Charlie Hebdo. Charlie Hebdo è un attacco con dei target particolari, no? Qui non c'era un target particolare, qui il target era la persona comune che... Quindi si è alzato proprio il livello anche di terrore che vogliono far passare. È tornato indietro con la mente? Quella sera sì. Io torno parecchie volte indietro con la mente, anche quando hanno rapito i 4 colleghi che sono stati rapiti a Zuara ultimamente. E lì quella sera là ho immaginato, perché io quando sono stato preso mi hanno fatto una finta esecuzione, no? Mi hanno messo in ginocchio, mi hanno caricato la pistola e me l'ha messa in testa. Poi altre volte arrivavano in stanza, caricavano il Kalashnikov, me lo puntavano. Come comunicavano con lei? In inglese? C'era francese? una persona che parlava inglese. Ah. E io quella sera lì mi sono immedesimato nelle persone del Bataclan. Quando ho sentito che gli sparavano alle gambe e poi gli sparavano un colpo alla testa. Io ho immaginato proprio il terrore che hanno provato, la paura, lo stato di sgomento, e dici non è possibile, no, che possa capitare a me che mi succeda questo. E lì mi sono immedesimato parecchio nella Certo. cosa. Ho sentito proprio... Quando tu subisci una cosa del genere, poi riesci a capire anche quello che Può provare? può Certo. provare un'altra persona. Certo. Don Albino, giovani terroristi, giovani anche le vittime di Parigi, in questo caso comunque, dopo, per carità, altre vittime come quelli del velivolo russo abbattuto sul Sinai, bambini, turisti, un po' di tutto, però Parigi ha colpito proprio per il fatto che erano giovani. Credo che sia l'elemento che maggiormente ha colpito e anche in qualche modo ha anche aggregato. La reazione è stata una reazione diretta, cordiale e anche generalizzata. Io credo che dovremmo tentare di recuperare, certo c'è il fatto drammatico, crudele dentro, per cui è difficile, non si può accettare, non si può come dire, digerire. Però la cosa interessante, io sto vedendo anche stamattina, sono stato in una scuola, c'è molta attenzione nei giovani, c'è anche della paura, c'è anche un atteggiamento di rifiuto, anche di paura, però anche il recupero dell'umanità dei giovani e anche della umanità da adoperare per reagire. Quello che mi impressiona di più in questo momento è da una parte gli atteggiamenti quasi irrazionali di paura, per cui il sospetto avviene anche con quello che è vicino seduto in tram che gira. Ieri è venuto uno e mi ha detto sono 24 anni che sono in Italia. Avevo mal di denti, avevo messo la sciarpa davanti qua alla bocca. E la signora che mi era a fianco mi ha guardato con sospetto, come dire ma che succede di tutto. La signora dice sono 24 anni che sono qua, ho mal di denti, mi sono messo la sciarpa, ma no. Ecco, però mi pare che ci sia questo desiderio di non cadere nella trappola della guerra di religione. Perché è una trappola pericolosissima, non c'è peggior guerra se non quella con la motivazione religiosa, non c'è una di peggiore quando si attua. E se passa questo concetto, No, guarda, io credo che siamo messi in grossa difficoltà. Per fortuna, secondo me, per fortuna questa volta la reazione e la condanna è stata molto, molto generale, e le posizioni di chi ha responsabilità sono state altrettanto chiare. Per me questa è una cosa bella. Quello dei giovani credo che sia anche un motivo in più per trovare delle strade diverse, perché tra i caduti, tra gli uccisi a Parigi ci sono 19 nazionalità. diverse, certo. 19 Certo. nazionalità vuol dire il mondo globale, dovunque noi ci troviamo, anche in una città normale dell'Occidente, abbiamo il mondo intero dentro. Certo. E tra l'altro l'elenco degli attentati rivendicati dallo Stato islamico nel 2015 è decisamente lungo, ma le vittime sono, forse per la maggior parte, sono proprio musulmane. Nell'attentato Charlie Hebdo la prima vittima, il poliziotto, la sicurezza che era all'esterno, era un musulmano. Poi ricordiamo anche che tra l'altro dopo c'è stato l'attentato in Tunisia al Museo del Bardo,
e anche lì sono stati 24 turisti morti, ma poi nella capitale dello Yemen, poco dopo, a Sana'a, ci sono state 142 vittime. Sono stati 2 kamikaze che si sono fatti esplodere durante la preghiera del venerdì in 2 moschee. Se posso completare un po' il discorso, io ricordo tra Israele e Palestina la nascita di 2 comitati, uno in Israele e uno in Palestina, partendo dai figli uccisi, partendo dal fatto che le famiglie da una parte e dall'altra soffrivano, chi per l'uccisione e chi invece per i kamikaze che si erano fatti saltare in aria. Ed è nato un rapporto tutto nuovo partendo dalla situazione delle vittime. Secondo me, invece che parlare sempre degli attentatori, di coloro che uccidono, partire dalla situazione di chi viene ucciso, credo che potrebbe essere un elemento di grande forza morale e di grande solidarietà. Sto pensando alla Valeria Solesin, ma sto pensando anche a tutti gli altri, perché credo sia sbagliato isolare. Infatti volevo ricordare. Ed è partendo da questo punto di vista che forse troviamo delle solidarietà, dove non è perché sono cattolico, ma è perché sono un uomo come gli altri, che nasce un movimento di fronte a qualsiasi. Poi mai parliamo anche dopo di quello che poi si è presentato. No, io volevo aggiungere un'altra cosa, che c'è stato poi poco dopo, 2 settimane dopo gli attentati nello Yemen, hanno colpito in Kenya, sono andati dentro l'università, hanno ucciso 142 studenti. Anche di questi fatti, Matteo Scialpi, ecco, una delle accuse, comunque delle polemiche che si aprono in questi giorni, è il fatto che ci possono essere dei morti di serie A e di serie B, no? Parliamo dell'attentato, della strage di Parigi, però il giorno prima c'erano stati 40 morti in Libano, con 200 feriti. Probabilmente perché le uccisioni che sono avvenute a Parigi ci hanno colpito più da vicino. Cioè la morte lontana, la morte di persone a centinaia, migliaia di chilometri da noi non ci ha colpito, non l'abbiamo neanche ascoltato. L'aereo che è caduto in Egitto, e 2 giorni prima di Parigi l'attentato a Beirut, 50 morti, e non erano morti tra jihadisti contro cristiani o una lotta di religione. Cioè quello che sta sfuggendo è quello che i giornalisti credo si stiano facendo prendere un po' la mano dalla situazione, dall'emozione, per cui è più semplice attribuire una responsabilità alla religione piuttosto che andare ad analizzare realmente le cause che hanno portato a un'esasperazione di certe situazioni. I francesi non sono immuni da quello che hanno fatto, dal conflitto che è scoppiato in Libia, da tutte le conseguenze che sono state così. Gli stessi francesi. La stessa cosa in Mali, dove i Mali sono intervenuti. Sono intervenuti pesantemente, senza nessun tipo di autorizzazione, appoggiando un governo che aveva fatto dei colpi di Stato. Guarda caso, nel momento in cui sono stati scoperti nuovi giacimenti di petrolio. Cioè, quindi l'enfasi che viene sottolineata, data dal giornalismo così dell'emozione, del fatto del morto per terra, finisce per esasperare una situazione che non è tale. Cioè, è pesante, io capisco cosa significa vivere un momento in cui scoppia una bomba, mi è successo a Beirut. L'emozione, l'adrenalina ti sale alle stelle, non sai cosa succede, ti scappi, ti guardi intorno, eccetera. Per il giornalista che era a Parigi, i giornalisti che erano a Parigi continuavano a piangersi addosso, a sottolineare una delle situazioni drammatiche, però nessuno all'inizio ha iniziato a parlato di cosa avevano fatto i francesi. Certo, la cosa è venuta fuori un po' alla volta. Professor Casen, Hollande ha detto che questo è un atto di guerra, ma Hollande è in guerra ormai da un po' di tempo, no? La Francia è in guerra da un po' di tempo, poi ha una particolare affinità elettiva, al contrario, con i musulmani. È storica, diciamo, questa cosa che altre popolazioni non hanno. E peraltro non è reciproca. I musulmani non ce l'avevano con i francesi, mentre i francesi ce l'avevano con i musulmani. Quindi se c'è una guerra di religione che si è innescata e di cui subiamo oggi le conseguenze ancora, è proprio quella indetta da un papa francese, che era Urbano II, che indice la prima crociata. E lì abbiamo un fenomeno... È quella di Pietro l'Eremita.
Sì, Quella anche di Pietro l'Eremita, sì. non è quella di Pietro l'Eremita, ma anche di Pietro l'Eremita. E lì abbiamo un fenomeno esattamente alla rovescia rispetto a quello che succede oggi. La prima grande migrazione di europei in Oriente avviene appunto nel 1095 al grido Dio lo vult. Gli storici sono abbastanza contrastati nel dare il numero di questa popolazione che si è mossa, no, per andare in Oriente. Allora, di soldati armati si presume che fossero almeno 150.000, che per l'epoca era un esercito mostruoso, perché gli eserciti si muovevano a livello di 5, 6, 7, 10.000, ma mettere insieme un'armata di 150.000 crociati armati era una cosa fuori dal comune, e dovettero percorrere strade diverse perché chiaramente l'esercito oggi non c'erano l'alimentazione che c'è adesso, la possibilità di conservare il cibo, e quindi dove passavano naturalmente lasciavano il deserto. Questi erano i soldati. Poi c'era l'altra orda che erano la crociata dei pezzenti, perché era gente che non aveva nulla e andava in un paese dove c'era consapevolezza che c'era molto, perché a quell'epoca l'Europa era poverissima, e quindi questa orda, che non poteva passare come molti dei cavalieri attraverso il mare, passa attraverso la ex Jugoslavia, attraverso i Balcani, e l'imperatore di Bisanzio manda l'esercito non per affrontarli, ma per alimentarli e portarli oltre il Bosforo, dove c'era già l'invasione dei turcomanni con Aslan I, che era morto da poco, e Aslan II, il figlio. Non riuscirono che pochi ad arrivare fino al Bosforo, perché dove passavano erano come cavallette, non restava più niente. E nonostante l'esercito cercasse di tenerli insieme, non ci riusciva. Un piccolo 4 o 5.000 riuscirono a passare il Bosforo e restarono sempre nella traccia di Pietro l'Eremita, il quale alla fine della crociata tornò ricco e potente e costruì diversi monasteri, sempre in nome di Pietro l'Eremita e tutto il resto. Quindi diciamo che è vecchia questa storia. Poi tutte quelle successive, compresa, parliamo della guerra in Algeria, no? La battaglia di Algeri, parliamo della guerra in Tunisia, parliamo di tutte le guerre che i francesi hanno fatto nei confronti degli arabi, e non sono poche. I francesi non hanno la diplomazia degli inglesi, che sono riusciti a demolire l'impero ottomano, sempre con l'aiuto dei francesi, e quindi gli europei hanno anche il torto di aver demolito una situazione socio-economica dell'impero ottomano che chiaramente di cui abbiamo colpa. Certo. Allora, è vero che i musulmani sono cattivi, no, però insomma non si meritano tanto. È vero che mi domando se i francesi sono cattivi, o se questa situazione invece ha ben altre origini, e cogliamo questa occasione per innescare dei meccanismi di conflitto che giustificano un'entrata in conflitto dell'Europa. E questo è pericoloso, perché non fa il vantaggio dei cittadini, ma fa il vantaggio delle multinazionali. Certo. Questo è il punto fondamentale da tenere sempre Erano terre presente. ricche all'epoca delle crociate, lo sono ancora Erano adesso. ricche perché c'era consapevolezza, c'era cultura, il mondo arabo era molto colto rispetto ai crociati che arrivavano e rispetto comunque agli europei. Teniamo presente che gli strumenti musicali tornano in Europa con Eleonora d'Aquitania, seconda crociata, che porta gli strumenti musicali e innesca quel meccanismo che passa sotto il titolo di dolce stil novo. Quindi i troveri e i trovatori imparano a suonare e imparano a cantare e imparano a scrivere poesie, cosa peraltro vietata a quell'epoca. Ecco, quindi abbiamo un'Europa.
Guido Carli, che era il governatore della Banca d'Italia, ha scritto un bellissimo libro a suo tempo, come l'Europa in questa crociata, in questa serie, nelle prime crociate, crea uno sviluppo all'interno del continente europeo, perché non c'era commercio, non c'era industria, non c'era nulla, e si creò un'economia di guerra, cioè questi che dovevano partire tirarono fuori da sotto il mattone, come si usava allora a nascondere i beni, perché non c'era fantasia per il futuro, tutti temevano peraltro anche la fine del mondo, eccetera, eccetera. Tirarono fuori i beni per poterli trasformare in armi e andare a fare la crociata, e questo innescò un meccanismo virtuoso, socialmente ed economicamente virtuoso. E siamo arrivati ad oggi. Però da sottolineare la situazione attuale, vorrei porre l'attenzione su chi ha fatto queste cose, che sono dei ragazzi che hanno delle caratteristiche un po' strane, cioè si drogano molto, sono al margine della società, non sono in grado, riescono ad inserirsi e quindi esprimono un disagio che probabilmente li ha portati a questo estremo. E approfittare di questi giovani che si trovano in uno stato di disagio socio-economico e sono emarginati, perché sono i figli di quelli che sono tornati dall'Algeria, dalla Tunisia, in un periodo, diciamo, quando De Gaulle era presidente della Repubblica francese. Questo disagio ha creato una massa di malcontento, e accanto a questo io non credo molto nei campi di addestramento. Io credo che uno degli addestramenti più facili sia il computer. Oggi ci sono dei giochi a computer che certo, beh, anche noi la guerra la facciamo col joystick, adesso, quando anche bombardamenti e cose avvengono con droni e quant'altro. La rapidità di azione la fai col joystick, e caricare un Kalashnikov poi non ci vuole un'istruzione particolare. Certo. Scholz, l'area della Siria, dove appunto il Kurdistan si presenta, il nord della Siria, il sud della Turchia, il nord dell'Iraq. Una zona ricca, c'è il petrolio, e la Siria, tra l'altro, è un luogo strategico dove potrebbero passare i gasdotti. No? Sicuramente è una zona molto importante, non per niente l'ISIS ha cercato di occupare, ormai da più di un anno, occupa la seconda città dell'Iraq, che è la città di Mosul, la vecchia Nineve, che ha distrutto completamente, perché tra parentesi, prima parlavamo della religione, cosa non ha fatto in questa città? Addirittura c'era la tomba di uno che veniva chiamato la tomba di Nabi Yunus, che era un profeta dell'Islam, e venivano i musulmani in tutto il mondo a visitare la tomba di questo profeta. L'hanno fatto saltare in aria, proprio l'hanno raso al suolo in pratica, e questo, insomma, questo è l'ISIS. E sicuramente loro sono molto attirati dal petrolio, tanto è vero che è l'unica organizzazione che ha una raffineria mobile, che per la prima volta succede che un'organizzazione abbia una raffineria mobile per poter esportare il petrolio, e il petrolio poi passa attraverso la Turchia e viene venduto o viene usato per pagare le armi, piuttosto che entriamo un po' nel merito della questione, Tullio, perché proprio questi ultimi giorni i curdi hanno liberato la città curda di Shangal, che era nelle loro mani da 15 mesi. Avevano massacrato, rapendo più di 500 donne curde. In pratica molti di loro, infatti, hanno trovato 2 fosse comuni che contenevano 150 donne da 15 a 28, 30 anni, e in pratica hanno trovato degli arsenali pazzeschi, cioè proprio hanno trovato delle armi talmente sofisticate. A me sono arrivati delle video dei Peshmerga curdi, che queste armi i curdi li sognano, perché assolutamente sono di ultima generazione in pratica. Perciò già
questo è un fatto interrogativo, cioè scusate, da dove arrivano? Anche perché per arrivare all'ISIS, nelle zone dove c'è l'ISIS, sia in Siria che in Iraq, non è che arrivano per l'autostrada i camion e li portano queste armi, cioè qualcuno li porterà queste armi sicuramente, e questo è un fatto molto grave. L'ambiguità dei paesi proprio limitrofi, come la Turchia, lo stesso la Siria, perché è venuto fuori proprio 3 giorni fa un servizio dell'Arabia che lo stesso dittatore siriano comprava il petrolio dall'ISIS e che lo combatteva anche. E poi non parliamo dei paesi del Golfo, l'Arabia Saudita. Proprio Financial Times aveva pubblicato alcuni giorni fa che il defunto, il principe Re Faisal, aveva detto a John Kerry: Daesh è la risposta del vostro appoggio ai sciiti in Iraq. Cioè, e già questo è emblematico, il fatto di dire che Daesh e l'ISIS è una risposta per il vostro appoggio ai sciiti in Iraq. Cioè, sono cose abbastanza Daesh, palesi. spieghiamo ai telespettatori, Daesh è il nome è lo Stato islamico islamico dell'Iraq e dello Levante, che sarebbe lo Sham, che comprende anche una zona molto più vasta, perché Sham è una zona della Siria, Aleppo è Sham, invece Sham è una zona che va fino all'Israele, fino alla Palestina, in pratica comprende la Giordania, il Libano, e questo è proprio la voglia del califfato, cioè di espandere il territorio, è quello che lo stanno facendo. Il discorso Ma è proprio questo l'obiettivo, oppure è solo... Loro non per niente l'hanno chiamato il califato, perché il califo ai tempi del profeta è la successione in pratica, perciò si basano su questo aspetto per proprio ampliare il territorio. Ecco quello che sta facendo l'ISIS in questo momento, certo, sia in Iraq che in Siria. Allora ci fermiamo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo e ci colleghiamo anche con Parigi, così sentiamo che clima si sta respirando a una settimana dalla strage. Tra poco, dopo la pubblicità.